Elpis Meolo significa pallavolo a Meolo e Roncade, ma soprattutto servizio sportivo offerto da 35 anni nel territorio. Oggi all'Elpis giocano a pallavolo più di 100 atlete ed il settore giovanile continua ad essere l'obiettivo principale della società. Diciamo che anche quest'anno possiamo essere soddisfatti, ogni anno c'è sempre un incremento anche a livello del mini volley. Diciamo che contiamo di circa 100-110 atlete sotto gli under 16, quindi siamo soddisfatti in questo senso. Lavoriamo molto con i progetti scuola, quindi con tutte le attività all'interno delle scuole elementari come progetti di formazione, e quindi in questo senso siamo sempre una buona realtà a livello del territorio qui tra Meolo e Roncade, che sono le due società che collaborano assieme, diciamo, come territori. Un esempio di squadra giovanile è sicuramente l'Under 16, dove le giovani dei due paesi in provincia di Treviso e Venezia iniziano a cimentarsi con una categoria tecnicamente interessante. È il primo anno che sono entrata a far parte di questa società, il prima ero del San Donà e sinceramente mi trovo molto bene qui, mi sono ambientata bene, a parte l'inizio che ci sono stati i soliti problemi, gruppo, così insomma, però mi sono ambientata molto bene, mi trovo anche molto bene a giocare, riusciamo a vincere anche qualche partita, magari dopo ci sarà qualche sfortuna che non le vinciamo, però insomma tutto sommato mi trovo bene. In realtà, già in seno all'Elpis, le atlete possono puntare ad obiettivi ambiziosi. In società c'è la Serie C e per le atlete questo può essere già un traguardo. L'obiettivo principale di tutti noi è quello comunque di crescere, imparare e arrivare presto in Serie C. Poi io ho avuto l'opportunità di fare allenamenti con loro e serve molto perché si cresce, si impara e si vede tutto un altro gioco. Quindi spero anche per le altre ragazze comunque che possano presto raggiungere questo livello. L'Elpis Meolo opera quasi esclusivamente in ambito femminile e nel minivolley ha raddoppiato i numeri arrivando a portare in palestra circa 50 ragazzine. Ed ora l'Elpis ha iniziato a curare anche il settore maschile. Quest'anno abbiamo raddoppiato il numero di tesserate a livello di minivolley. Questo ci incoraggia a provare anche a lavorare nel settore maschile. Abbiamo pensato quindi di fare un accordo con il Volley Team, che è una società che fa maschile nel territorio di San Donà, Biancade e San Biagio, e cominciare con loro dal prossimo anno un'attività anche di questo tipo qua. Ma parliamo di idee e di comunicazione. L'Elpis in questo non è seconda a nessuno ed anche quest'anno ha pubblicato il proprio calendario, lanciando un messaggio molto particolare. È un calendario ambientato sulla natura, ci siamo occupati del riciclo, dell'energia pulita, dell'acqua, dell'alimentazione più sana ed è stato fatto per dare un'immagine diversa alla società. Siamo già impegnate nel settore sportivo e con questo calendario vogliamo attirare anche l'attenzione di tutti i nostri tifosi anche sull'ecologia. Ed oltre al calendario la società ha pubblicato l'Elpis Volley Evolution, il libro memoria dei 35 anni di opera societaria con questi obiettivi. Abbiamo deciso di raggiungere due obiettivi. Per primo per rendere omaggio a tutte le persone che hanno reso possibile la nascita della nostra società e come secondo per raggruppare tutte le foto, gli articoli e le iniziative che hanno reso possibile la nostra crescita come società. Ecco dunque com'è l'Elpis, una fucina di idee attorno ad un servizio sportivo. Il lavoro prosegue ed in prima squadra, ovvero la Serie C, questo è il bilancio finale. Le note liete sicuramente il fatto di poter cominciare a fare un progetto magari anche per il prossimo anno. Queste sono magari delle cose che non si dicono verso la fine della stagione, però quando la classifica ti condanna a fare delle scelte, bene o male guardi oltre.